Si è celebrata stamani presso il Pala Congressi di Agrigento la giornata della memoria. 6 gli istituti comprensivi agrigentini che vi hanno partecipato: Agrigento Centro, Anna Franca, Seneto, Fontanelle, Levi Montalcini e la Quasimodo. L'iniziativa assunta ha inteso rappresentare un'opportunità per promuovere un apprendimento consapevole per i circa 1000 studenti che vi hanno partecipato, per non dimenticare quanto accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici nei campi nazisti durante l'ultima guerra mondiale. 6 scuole di Agrigento oggi qui al Pala Congressi per ricordare la giornata della memoria. Tra le scuole che hanno organizzato l'evento e che vi hanno partecipato anche gli alunni c'è l'Istituto di Agrigento Centro. Parliamo con la dirigente scolastica. Sì, esattamente 1000 alunni sono ospiti di questa sala per condividere la giornata della memoria con riflessioni che riguardano circa 6 scuole, diceva giustamente, esattamente 6 scuole, le scuole della nostra città. E allora oggi 6 scuole che decidono di aprire le aule e fare in modo che 1000 ragazzi, stringendosi per mano, possano partecipare a questa manifestazione da protagonisti, e quindi sono loro che con le loro performance ci fanno fare un tuffo nel passato per ricordare una delle pagine più tristi della nostra storia, ma nello stesso tempo, essendo giovani, sono anche capaci di lanciare messaggi di fiducia e di speranza verso il futuro, messaggi che esperienze così disumane e degradanti come quelle dell'Olocausto veramente non si devono verificare mai più. Anche l'Istituto Anna Franca è tra i partecipanti all'evento di oggi, un evento che è servito anche ai ragazzi a misurarsi e mettere in scena delle opere. Ma è servito soprattutto ai ragazzi, agli alunni, per lavorare con i loro docenti, per approfondire queste tematiche, perché è importante non dimenticare, è importante capire il valore della vita, il senso di quello che è accaduto perché non accada più. Oggi più che mai ritengo che questi ragazzi, che ovviamente sono ragazzi nati dopo il 2000 e che di quanto è accaduto negli anni della Seconda Guerra Mondiale conoscono soltanto quello che hanno studiato, si rendano conto anche attraverso testi, canzoni, musiche e testimonianze storiche di quello che è accaduto in maniera tragica, per far sì che sappiano riconoscere i segni in quello che accade oggi, affinché certi errori non vengano ripetuti. È un'iniziativa unica sicuramente per la città di Agrigento, per la scuola di Agrigento, perché è un momento che abbiamo voluto creare per dare l'opportunità anche alla città di Agrigento di far vivere questo momento significativo e emozionante. Ricordo che gli istituti comprensivi sono tutti quelli della città di Agrigento, la scuola Quasimodo ha voluto rendere pure omaggio a questa celebrazione della giornata della Shoah che ricorre ogni anno, alla quale comunque il Quasimodo dedica sempre una settimana. Tra le iniziative che abbiamo in programma c'è lunedì prossimo, il 28 gennaio, gli alunni della Quasimodo avranno un incontro con dei relatori importanti con i quali effettueranno un dibattito su questo evento, sulla Shoah, supportato da un film che hanno avuto modo di vedere giorni fa. Un'altra iniziativa importante che voglio ricordare è un'opera drammatica che un docente della scuola primaria ha voluto mettere in scena, e questo avverrà il 29 gennaio. Sottolineo l'alto valore culturale di questa giornata, la partecipazione corale degli istituti, dei ragazzi che hanno davvero reso omaggio a questo grande evento, e voglio ringraziare tutti, in modo particolare i ragazzi, i docenti che li hanno sapientemente preparati e i genitori che hanno contribuito a rendere unico questo evento.